E quanta gente ci sta? Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, in quell'eterno alfabeto doppio pesista in cui ormai consiste la nostra contemporaneità, stamattina scopriamo che esistono dazi e dazi. Esistono dazi che sono meno dazi di altri, meno inquietanti di altri, meno apocalittici di altri. E sono ovviamente i dazi messi dal compagno Xi Jinping, il leader massimo del fronte anti-occidentale unito. Sì, perché da stamattina entrano in vigore dei dazi molto pesanti, voluti dalla Cina rispetto ai prodotti dell'Unione Europea del settore lattiero-caseario. Parliamo di latte, parliamo di formaggi, parliamo di creme trattate in vario modo, un comparto non secondario per l'economia del continente e per il Made in Italy. Sono dazi che possono andare dal 21,9% a oltre il 42%. E sono dazi che non trovate oggi sulle prime pagine dei giornaloni, che non suscitano l'allarme dei liberisti da salotto o l'inquietudine dei dotti o pseudodotti esperti economici. Sono dazi, e qui l'ironia si fa doppia, che la Cina mette rimproverando il fatto che i prodotti lattiero-caseari europei usufruiscono di sussidi da parte di Bruxelles e quindi falsano la concorrenza. Ora sapete quanto qui si abbia in simpatia le politiche del Leviatano di Bruxelles, da 0 a 10 meno 1, che però la Cina accusi qualcuno di concorrenza sleale, fa parte di quei mega paradossi in cui siamo intrappolati. Cosa ci dice questa cosa? Beh, anzitutto ovviamente ci dice che era una fola, o meglio, per usare il termine filosofico adeguato, una solenne puttanata, quella della Cina di Xi Jinping come nuovo alfiere del liberismo e del libero commercio contro l'orco protezionista Trump. Ora, sembra un'esagerazione, ma è una tesi che è stata sostenuta. Il Corriere della Sera parlò del liberista Xi Jinping. Xi Jinping andò a Davos, omaggiato dai potenti della finanza, stigmatizzando il protezionismo di Trump. Xi Jinping ovviamente guida un paese comunista, retto da un partito unico comunista, che attua una forma ibrida, diciamo, di capitalismo di Stato, dove il partito è nelle aziende, soprattutto nelle grandi aziende, e guida la politica industriale e commerciale. Quindi, come dire, si cerchino un altro anti-Trump, perché dal punto di vista del libero commercio Xi Jinping non ha esattamente tutte le carte in regola. E poi oggi viene a galla prepotentemente, con l'assenza dell'allarme dazi di Xi, il doppiopesismo congenito alla narrazione del mainstream. Per cui se i dazi sono uno strumento malefico in sé, che mina il benessere globale in sé, lo sono indipendentemente da chi li pone. Se poi chi li pone non è uno staterello qualsiasi, ma è la seconda potenza economica mondiale, sempre in procinto di superare la prima, ci dicono i suddetti espertoni da 20 anni, poi non succede mai, ma comunque la seconda potenza economica mondiale, dovrebbe risuonare lo stesso allarme che risuona quando li mette Trump. E invece c'è il silenzio, perché la polemica sui dazi di Trump è sempre ovviamente una polemica ideologica che non coglie il cambio di paradigma per cui il dazio nell'azione di Trump, nell'azione di Xi, nel nuovo ordine o tentativo di ordine globale è anche uno strumento di geopolitica. E comunque anche in questo caso diciamo che tra Washington e Pechino, anche geopoliticamente, noi coltiviamo l'idea che si debba guardare ancora a ovest. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.